Giovedì 11 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi, Oggi buongiorno. vedremo perché sempre meno gente va a messa la domenica. A Catania poi visiteremo la Stanza Rosa per le donne vittime di violenza. A Palermo intanto è stato impiantato il pacemaker più piccolo del mondo, è come una compressa, lo vedremo fra poco. Intanto ci risiamo, nuove feste, nuovi rincari aerei in Sicilia per Pasqua, che è il 31 di questo mese, tiene banco il caro voli. Per raggiungere l'isola, secondo Assoutenti, non bastano 300 euro per un volo di andata e ritorno. Naturalmente infuria un'altra volta la polemica, giustamente, inevitabilmente. Tornano le tariffe aeree alle stelle con l'avvicinarsi della Pasqua. Nonostante il fenomeno del caro voli sia stato più volte oggetto del dibattito politico lo scorso Natale, oggi se ne torna a parlare in vista delle prossime imminenti festività. Sono tariffe improponibili all'utente, quelle emerse da un'indagine del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Assoutenti. Infatti chi acquista oggi un biglietto andata e ritorno per l'aeroporto di Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 da Verona, 317 da Venezia. Più economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro. Circa le stesse cifre si spendono se si vuole raggiungere Palermo e la spesa lievita per il bagaglio a mano o il posto a sedere. Molto più conveniente in rapporto alla tratta la partenza dall'Italia verso una capitale europea. Le compagnie aeree continuano ad imporre tariffe lievitate, nonostante appena 3 mesi fa un'indagine dell'antitrust e l'intervento del governo regionale con lo sconto per i residenti avevano illuso il consumatore che partire in concomitanza con i periodi di festa da e per la Sicilia non sarebbe stato più un lusso soltanto per ricchi. Sì, eccoci con un altro servizio. A Messina, a Torrefaro, incontro dei comitati e delle associazioni contrarie al ponte con i deputati Bonelli e Fratoianni, che sono tra i firmatari di un esposto contro la società Stretto di Messina, quella che deve realizzare il ponte appunto, e nei confronti della quale è scaturito poi un esposto. La Regione a sua volta potrebbe costituirsi parte civile contro queste azioni temerarie di questi esponenti politici per rallentare l'opera, così ha detto il governatore Schifani. Vediamo. Noi siamo determinati a fermare la realizzazione del progetto, non ho problemi a dirlo, lo dico con grande chiarezza. Useremo gli strumenti legali che abbiamo a disposizione negli organi giurisdizionali italiani, sia penali che civili, ma anche negli organismi giurisdizionali europei. Angelo Bonelli, leader di Europa Verde a Messina, a Torrefaro, per un incontro sul ponte è stato chiaro: l'esposto è stato un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo per lui è assolutamente inaccettabile. Il leader dei Verdi e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni hanno ribadito la loro posizione definendo l'opera un furto di risorse al sud. Stiamo parlando di un progetto vecchio di 12 anni che è stato riesumato e oggi ce lo ripresentano con la stessa gara d'appalto. Insomma, noi vogliamo capire non solo per le questioni legate alla sicurezza, ma anche per le questioni di come vengono spesi i soldi degli italiani. Una battaglia politica nazionale su cui Bonelli ha annunciato anche la possibilità di raccogliere le firme per un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani sul ponte. Per Fratoianni invece la priorità deve essere la sicurezza idrogeologica e sismica del paese e investimenti sul welfare per proteggere le persone più fragili. Siamo di fronte all'ennesima bufala propagandistica e all'ennesimo spreco di risorse pubbliche che andrebbero orientate in tutt'altra direzione. Per questo siamo contrari, non perché siamo contro le opere a prescindere come qualcuno vorrebbe raccontare, perché facciamo un ragionamento che ha a che fare con le priorità, con i bisogni generali dei cittadini e delle cittadine siciliani in questo caso, ma non solo siciliani e siciliane. A rispondere è stato il presidente della regione, Renato Schifani, secondo il quale la levata di scudi della sinistra contro il ponte di Messina è l'emblema di quel fronte del no ideologico alle grandi opere che per molti anni ha paralizzato il paese, impedendone la crescita e lo sviluppo. Il mio governo, ha detto, è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica e siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera.
Riaffiorano gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. A Catania è stata disinnescata una bomba tedesca di 250 kg che è stata trovata in un terreno a Pantano d'Arci. È stato necessario evacuare case, stabilimenti, limitazioni anche per l'aeroporto Fontanarossa, ma vediamo come sono andate le cose. L'ora X è scattata alle 12:15, ora in cui la bomba di 250 kg, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata. È stato necessario far evacuare case, stabilimenti ed una fattoria, chiudere strade nell'arco di 400 metri per far brillare un ordigno aereo di nazionalità tedesca rinvenuto in contrada a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo, interdetto solo per brevi fasce orarie tra le 7:30 e le 8 e le 12 e le 12:30. Alle 6 del mattino, su disposizione della prefettura, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della ST. A coordinare le operazioni il viceprefetto aggiunto di Catania, Federica Nicolosi. La giornata di domenica è stata scelta proprio sia per la limitazione del traffico veicolare, per il minore impatto anche nel riguardo alla fascia oraria individuata in relazione al minor traffico veicolare anche aereo, nonché per le attività ridotte delle aziende coinvolte e inserite nel territorio della zona rossa. All'operazione hanno preso parte i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, ENAV, ENAC, ASP, SAC, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco Forestale, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, quest'ultima al comando del funzionario Lara Riguccio. L'ordigno è stato prelevato ed interrato per ridurre il potenziale esplosivo per poi farlo brillare sul posto e renderlo inoffensivo. Beh, impressionante veramente. Adesso passiamo al calcio, per ora ci rilassiamo un attimo. Purtroppo il Catania continua a deludere, l'ennesimo cambio in panchina non ha prodotto gli effetti sperati, il Potenza è uscito indenne dal Massimino, alla fine fischi per tutti, mentre oggi la Turis, che gioca appunto in giornata, può avvicinarsi. Il Catania non si sblocca e non va oltre lo 0-0 casalingo con il Potenza, secondo pareggio consecutivo interno dopo quello col Monterosi, solita difficoltà cronica ad inquadrare la porta e qualche brivido nella ripresa dopo tante occasioni sprecate. Zeoli schiera il Catania con il 4-3-3, torna Monaco in difesa, Welbeck va in mezzo, davanti chance per Cianci e Chiarella dall'inizio con Cicerelli a sinistra, in porta ancora Furlan. Partita contratta nei primi 45 minuti, pochissimo da segnalare se non una punizione di Cicerelli e un tiro di Celli, entrambi alti. Cianci e Cicerelli devono abbandonare il campo per infortunio, l'attaccante per un colpo alla testa, entrano Costantino e Marsura. Il Potenza si fa vivo nel finale di tempo, cross di Saporiti e girata al volo di Caturano che finisce sopra la traversa. In avvio di ripresa Zeoli inserisce anche Rapisarda e Ndoi per Celli e Sturaro, si aprono le maglie e soprattutto nella fase finale della partita arrivano le occasioni. Il Catania costruisce 2 opportunità d'oro attorno al 70°, Zammarini pesca bene Costantino, il tiro dell'attaccante finisce alto, diventa protagonista Volpe che rapida successione trova la respinta in angolo di Furlan e poi di testa manda a sbattere la palla sulla traversa. Si fa in tempo ad annotare una conclusione di Castellini fuori, si resta sullo 0-0 e la classifica continua ad essere deficitaria. Bene, adesso vogliamo vedere la rassegna stampa siciliana con la nostra Emanuela Corsi. Allora, partiamo dalla Sicilia proprio, vediamo in alto un richiamo in prima pagina per quanto riguarda il calcio, il Catania, Serie C, il Catania stecca anche con il Potenza, solo uno 0-0 e tante occasioni sprecate in avanti. E poi vediamo tutte le altre notizie, intanto in primo piano c'è il Ponte, Ponte sì, Ponte no, scrive la Sicilia, il fronte dei contrari all'opera sullo stretto, gioca il jolly del referendum ed è bufera, risponde Schifani a muso duro, regione parte civile contro chi rallenta l'apertura dei cantieri. E poi naturalmente non si può non parlare di Abruzzo, lo vedremo meglio tra poco con la rassegna stampa nazionale, a lungo del centro-destra. Gli exit poll danno Marsilio avanti, di 5 punti ha vinto Marsilio comunque, ma il campo largo di D'Amico spera, l'affluenza in calo, spoglio, non stop nella notte, ma abbiamo avuto la notizia appunto della vittoria del centro-destra e la riconferma di Marsilio. Poi SOS dall'Agrigentino, la diga Valentino, serve l'acqua del Verdura in
in mare e le campagne a secco. Tra poco vedremo. Poi prosegue la marcia degli agricoltori, la protesta ieri a Dittaino, dove c'è un grosso centro commerciale, un outlet, e infatti la marcia degli agricoltori nel regno dello shopping. Loro dicono: la politica ci dia risposte. Ancora vediamo il caso Montante, altro caso a processo ad Asti, spolpò i bilanci di una sua azienda. E poi il giallo Falcidia, fu accusato di aver ucciso la moglie, muore il chirurgo Enzo Morici. A Catania scompare a 79 anni Leonardo Marino, attore e cantante dall'estero, invece inimitabile. Ma vediamo ancora altre notizie. Zelensky dice no a Francesco, la follia russa deve perdere. Poi vedremo appunto le parole del Papa e la risposta dell'Ucraina. Intanto a Catania, come abbiamo visto nel nostro servizio, fatto brillare un ordigno bellico. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento. Il ponte intanto in primo piano, il fronte del no gioca il jolly, raccolta firme per un referendum. Schifani appunto che dice regione parte civile contro chi rallenta, la replica si costituisca contro se stesso. Questo è quello che dice appunto il fronte del no al ponte. E ancora vediamo Montante, il caso nuovamente di un processo ad Asti per bancarotta fraudolenta di MSA, di questa società. L'imprenditore e 6 collaboratori sono rinviati a giudizio. La PM spolpati i bilanci dell'azienda per trarre fondi, le montagne giudiziarie dell'ex leader di Confindustria Sicilia. Qua vediamo nella foto appunto Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria, che è stato condannato, ricordiamo, a 8 anni in appello a Caltanissetta. Prescritta la corruzione nel processo bis, dove resta però l'associazione. E poi ad Agrigento minacce e offese, imbrattati i muri della sede di Fratelli d'Italia. Questo per quanto riguarda un po' di cronaca, ma dicevamo c'è questa notizia che arriva dall'Agrigentino. Ecco, acqua in mare, la diga Valentino torna d'attualità. SOS dall'Agrigentino: nella lunga stagione della siccità in Sicilia, ora anche la Chiesa sollecita di ripescare questo vecchio progetto. Dall'alta vallata del fiume Verdura, leggiamo ancora, si disperdono ogni anno fino a 100 milioni di metri cubi di risorse idriche, che in un momento appunto così difficile per la nostra regione per via della siccità, ecco, è uno spreco che non possiamo accettare. E poi dicevamo la protesta degli agricoltori che va avanti, portata addirittura nel regno dello shopping, bloccato lo svincolo Dittaino della A19, la Catania-Palermo, marcia simbolica all'outlet di Agira. E ancora invece San Martino, l'assessore regionale all'agricoltura a Zafferana nel Catanese, sostegno agli apicoltori, ma il miele va brandizzato, ecco, quindi creare il miele come un brand, che è una specialità tipica della zona proprio di Zafferana. Andiamo a vedere la prima pagina invece della provincia di Catania. Ecco qui, ostaggi della bomba per 5 ore, evacuazioni e blocco del traffico aereo per poter affrontare in sicurezza le attività monitorate dal centro coordinamento soccorsi. Questo avviene nella zona industriale ieri mattina, dove si sono svolte appunto le operazioni di brillamento di un ordigno. Restiamo in questo taglio centrale, vediamo a Catania, movida blindata, weekend di controlli, però non ci sono state criticità. E poi un reportage della Sicilia di oggi, corse di cavalli a Palagonia, la gara clandestina con gli spari adesso è finita in Parlamento. Andiamo a vedere proprio questo approfondimento, ecco qui. Corse clandestine, la pista segreta dei clan, dalle stalle di San Cristoforo alle curve dove un ragazzo ha sparato per incitare i cavalli, e c'è ancora la linea del traguardo, come puoi anche vedere, Michele, in questa foto si vede appunto il segno nella strada dove appunto si svolgevano queste corse clandestine, che sono state riprese tra l'altro in questo famoso video che ha denunciato di un influencer, ecco, e qui vediamo proprio un frame di quel famoso
famoso video dove si sparava. Ecco dove si trova, leggiamo sulla Sicilia, il luogo dove si è svolta la gara illegale di Calessini, denunciata appunto dall'animalista Rizzi, che era il ragazzo che aveva creato questo video, che aveva fatto la denuncia. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Anche qui l'apertura è dedicata invece al ponte. Si faccia un referendum sul ponte, lo hanno proposto i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli e Fratoianni, nel corso di un'iniziativa a Messina, ma c'è la replica del governatore Schifani che dice: la Sicilia vuole questa grande opera. E ancora, vediamo, a proposito di calcio, abbiamo parlato del Catania, ma parliamo anche del Messina, Serie C contro la vice capolista. Messina dà applausi a Benevento, pari di Frisenna all'ultimo respiro. Ancora in alto, 8 mesi per il pronto soccorso. Il reportage della Gazzetta del Sud nel cantiere del Policlinico al Padiglione F, dove deve sorgere appunto il nuovo pronto soccorso. Sono ripresi i lavori, arriveranno altri operai, ma ci vorrà ancora parecchio tempo per completare l'intera struttura e renderla operativa. E poi vediamo ancora eolico. La Regione ha avviato l'iter per 15 progetti, la mappa in Sicilia all'interno appunto del quotidiano di oggi. Andiamo a vedere all'interno appunto questa notizia: accelerata sull'eolico nell'isola, caccia ai soldi degli incentivi. La Regione ha avviato l'iter per 15 progetti, sono oltre 1100 le istruttorie da esaminare. Lo scirocco impazza, parecchi voli sono stati dirottati. Il maltempo che sta colpendo duramente tutta l'Italia ha colpito anche la Sicilia, più che altro con forti venti e appunto disagi sui due versanti dell'isola per quanto riguarda gli aerei. 8 quelli attesi in arrivo a Palermo, deviati verso Catania. Questo è quello che è accaduto ieri. Il giornale di Sicilia di oggi, vediamo la prima pagina: il grande affare dell'energia. Dal fotovoltaico all'eolico terrestre e offshore, una valanga di progetti appunto sulle rinnovabili. La Sicilia è seconda solo alla Puglia per richieste pendenti, come abbiamo visto, e Terna investe 3 miliardi. 20 via libera dalla Regione nelle ultime settimane. Ci sono anche Edison, Renantis, Next Power, l'Exa Solar, oltre 1000 le istanze in attesa, abbiamo visto 1100 sono appunto. E poi il Palermo, sempre per quanto riguarda le siciliane del calcio, il Palermo in Serie B ritorna alla vittoria, Lecco KO è risalita al quinto posto, e qui vediamo un'immagine di gioia dei rosa. Il rogo di Castellammare che ha fatto tanto preoccupare ieri, domato dopo 15 ore, gli incendiari sono già all'opera, scrive oggi il giornale di Sicilia. Pista dolosa, lo sfogo del sindaco, su Monte Inici più fronti di fuoco, fiamme alimentate appunto dal vento di scirocco. E poi c'è a Trapani la mala movida. C'è stato un gambizzato, l'uomo ferito a colpi di pistola nei pressi di un locale. Proprio oggi arriva l'esercito per i controlli. Questo appunto accade a Trapani, mentre a Palermo i furbetti della ZTL, stop adesso ai permessi dopo quello che è emerso. Dopo l'intervento di La Galla, l'AMAT blocca l'inserimento delle targhe, verifiche sui libretti delle auto. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale, fra poco quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci alla rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Sì, c'è la politica in primo piano naturalmente, e vediamo per esempio Repubblica che scrive: Abruzzo vince la destra. Questo per quanto riguarda le elezioni regionali. Le prime 5 proiezioni danno il presidente uscente Marco Marsilio in netto vantaggio su Luciano D'Amico. Ha votato solo un cittadino su 2. Fratelli d'Italia primo partito con il 24,9%, affermazione di Forza Italia con il 13,4%, la Lega all'8,4%, il PD raccoglie il 18,4%, male invece 5 Stelle che si fermano al 7,2%.
1,1. Lo sfidante dice più di così non potevo fare, ma l'alleanza PD e 5 Stelle esce più solida, intesa vicina anche per il prossimo voto che si terrà in Basilicata. Intanto vediamo appunto queste proiezioni. Il Luciano D'Amico, lo sfidante del centrosinistra, si ferma al 45,9%, Marco Marsilio, il governatore uscente, al 54,1%. Che poi diventerà 53 nelle definitive. 53, sì. Poi vediamo un'altra notizia, l'ira dell'Ucraina per il pontefice, mai la resa, la Chiesa stia qui. Papa Francesco aveva chiesto insomma i negoziati, ecco, lui aveva parlato di negoziati, ma l'Ucraina ha interpretato come una resa questa cosa. Le due guerre di Biden e del Papa, e poi la solitudine di Kiev e l'Europa, questo per rimanere appunto sul tema della guerra in Europa. Care influencer, cosa resta del lusso e del click? Oggi si torna ad approfondire il tema degli influencer dopo questa stretta della Guardia di Finanza che insomma ha stanato alcuni influencer che evadevano il fisco. Sconosciuti al fisco. Sconosciuti al fisco, tra l'altro con milioni e milioni di euro che non venivano dichiarati. E poi l'intervista a Luisa Ranieri, amo la libertà della mia Lolita. Vediamo intanto in primo piano la politica, dicevamo, le elezioni in Abruzzo, l'Abruzzo a Marsilio, la destra e l'astensione fermano D'Amico. Le proiezioni appunto danno la vittoria al governatore uscente, abbiamo visto anche le percentuali, il presidente attorno alle 2 di notte festeggia il bis, il testa a testa c'era solo nei loro sogni, riferendosi chiaramente alle opposizioni. E poi svanito lo spettro della prima crisi, Meloni si sfoga in chat e dice ci davano per finiti. La Premier temeva l'effetto caos sulla maggioranza e invece adesso spera in un volano per le europee, l'idea di andare a festeggiare in Abruzzo. Delusione invece per il campo largo unito dell'ex rettore, pesa l'affluenza inferiore alle attese. Invece la Meloni nelle prossime settimane lancerà una campagna a tappeto in Italia e all'estero per rafforzarsi a Palazzo Chigi e chiudere definitivamente i conti con Salvini. E dall'altra parte il centro-sinistra ha fallito l'assalto, scrive Repubblica, anzi l'assalto fallito non frena l'alleanza tra Conte e Schlein. Indietro non si torna, il voto rafforza appunto questo patto giallo-rosso, l'obiettivo dei Dem è di allargare al centro e ai movimenti civici. Resta però il nodo della leadership, la segretaria del PD Elly Schlein dice abbiamo bisogno l'uno dell'altro e poi Conte aggiunge il metodo Todde è quello giusto. Bonaccini lancia la corsa dei riformisti alle europee. La nostra gente vuole unità. Questo evento si è tenuto a Milano con il sindaco Sala che annuncia continuerò a fare politica, Gentiloni il PPE chiuda ai sovranisti. Ancora Renzi, il centrista Renzi dice Meloni spieghi perché non vuole inchieste sui dossier, si torna a parlare chiaramente dell'inchiesta sul dossieraggio, Crosetto e Nordio hanno chiesto una commissione d'inchiesta, se Fratelli d'Italia dice no è evidente che il blocco viene dalla Premier, queste le parole di Renzi. E poi ancora per quanto riguarda l'Europa, von der Leyen non va rieletta, questa è la sua posizione, ha fallito sulla riforma istituzionale dell'Unione Europea e sul Green Deal, mettendo in ginocchio le aziende e soprattutto gli agricoltori, perché questo è stato uno dei nodi della protesta. Ma poi c'è questo retroscena che racconta oggi Repubblica per quanto riguarda le elezioni in Abruzzo, caccia al voto casa per casa, bus di Forza Italia da Napoli per i fuorisede. La corsa delle due coalizioni per portare gli elettori ai seggi, l'idea del forzista Martuscello è stata appunto quella di organizzare un pullman dalla Campania con soste nei seggi da Pescasasseroli a Roccaraso, idem
Dem mobilitano nei piccoli comuni e sui social, invece rilanciando gli sconti sui treni. Insomma, ognuno ha fatto quello che poteva per cercare di combattere così l'astensionismo e fare rientrare fuori sede. Ma vediamo sulle altre prime pagine come viene raccontata questa notizia. Il Giornale: in Abruzzo vince il centrodestra, il vento non cambia. Questo è il titolo. Nessun effetto Sardegna, riconfermato il governatore uscente Marsilio. Il campo larghissimo della sinistra esce con le ossa rotte dalle urne. E poi il Fatto Quotidiano invece, che scrive: l'Abruzzo rimane a casa a destra, Marsilio davanti a D'Amico, il fedelissimo di Meloni tiene il fortino, l'affluenza in calo di un punto. Ancora Libero: la spallata se la sognano. Abruzzo vince la destra, Marsilio nelle proiezioni stacca nettamente D'Amico. L'ammucchiata a sinistra fa flop, figuraccia di Conte e Schlein che parlavano di una imminente crisi di governo dopo il voto. E poi Il Tempo invece, ecco, questa è la foto con un esaustivo Daie. Scrive così: in Abruzzo vince il centrodestra, Marsilio confermato governatore, ora si apre la partita delle europee con il vero duello Meloni-Schlein. Restiamo su questa pagina del Tempo perché c'è questa notizia: disastro capitale, ecco, rifiuti, metalli e batteri, così uccidono il Tevere. Poi andiamo a vedere il Corriere della Sera, anche le altre notizie. Ovviamente l'apertura è dedicata all'Abruzzo, vince il centrodestra, secondo le proiezioni e i primi dati dai seggi, Marsilio avanti di 7-8 punti sul candidato del centro-sinistra. Ma c'è anche chiaramente la notizia della guerra in Ucraina, Kiev che replica al Papa, bandiera bianca non l'alzeremo mai. E Biden dice, per quanto riguarda l'altra guerra in Medio Oriente, Bibi nuoce a Israele. C'è un caso che arriva da un campo di calcio, una brutta scena che non vogliamo vedere come sempre. D'Aversa, il tecnico della Lecce, dà una testata a un avversario e adesso rischia la panchina. Il tecnico si è scusato e ha minimizzato, però il gesto resta. E poi a centropagina la fotonotizia è dedicata a Kate Middleton, che ormai è sparita dal pubblico, insomma, da parecchio tempo. Si teme per la sua salute. Kate, il giallo della foto, che è stata pubblicata da William d'Inghilterra, però secondo i media è manipolata. Questa foto diffusa dai reali, noi leggiamo qui: giallo sulla prima foto ufficiale della principessa Kate dopo l'intervento chirurgico all'addome subito lo scorso gennaio. Secondo i media però sarebbe stata ritoccata. La principessa appare sorridente, attorniata dai 3 figli. Lo scatto prima diffuso e poi ritirato dalle agenzie di stampa. La foto è stata mostrata nel giorno della festa della mamma in Inghilterra, accompagnata da un messaggio della stessa Kate in cui ringrazia per gli auguri e per il continuo sostegno appunto dopo l'intervento. All'interno del Corriere vediamo appunto questo caso delle parole del Papa, della risposta dell'Ucraina. Zelensky dopo le parole del Papa: nessuna resa, la Chiesa è al fronte. Da Varsavia a Kiev, no alle parole di Francesco. Nel 2022 Biden pronto all'atomica invece russa. E ancora parliamo di maltempo, sempre notizia che prendiamo dal Corriere di oggi. Neve e forti piogge, una vittima in Liguria e 3 morti in Francia. Ad Imperia un 44enne è stato travolto e ucciso da una slavina. Piemonte e Val d'Aosta, strade chiuse ed evacuazioni. Questo è quello che sta accadendo nel nord Europa, ma anche nel nostro paese. Poi in Svizzera 6 sci alpinisti dispersi da sabato, l'ultima telefonata nella bufera. E poi le previsioni del meteorologo: da domani torna il sole, nel weekend punte di 20 gradi. Meno male. E poi vediamo la stampa di oggi. L'Abruzzo premia ancora la destra, vediamo Marsilio che viene confermato governatore, D'Amico staccato di 9 punti, Movimento 5 Stelle PD, campo largo più lontano secondo appunto la stampa.
E poi vediamo queste due fotonotizie, l'arma delle ruspe, questi bambini con la bandiera di Israele, Gerusalemme Est, abbattute le case palestinesi, e poi precipizio a Haiti, la guerra civile e il peso dell'anticolonialismo. Ancora vediamo il Messaggero, appunto Marsilio vede la vittoria, e poi c'è questa notizia invece bonus di 850 euro per gli anziani fragili con patologie gravi. In Consiglio dei Ministri il via libera alla misura che riguarderà gli over 80 ed è cumulabile con l'assegno di accompagnamento. La Verità. Si torna a parlare appunto dei dossier, il verminaio delle toghe rosse. I dossier di Striano sono solo la punta dell'iceberg. Insulti e veleni tra magistrati di Perugia intercettati come sospetti in un'inchiesta per corruzione, tutti della corrente di sinistra dell'ANM. Vabbè, insomma, lasciamo perdere anche le parole che sono emerse, c'è un quadro inquietante di fughe di notizie, vendette e favoritismi, quindi appunto si parla di punta dell'iceberg, c'è molto altro dietro. E poi c'è Sabrina Salerno in prima pagina con questa bella foto che la ritrae oggi, credo che abbia più di 50 anni, e dice: mai stata vittima di uomini, problemi ne ho avuti invece con le femministe. E questa era l'ultima. Bene, allora adesso diamo un'occhiata al tempo, poi il primo ospite sarà un sacerdote, Don Salvatore Bucolo. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì con tempo in netto miglioramento al nord, dove si faranno infatti strade ampie e schiarite, e tempo invece instabile sulle regioni centro-meridionali con rovesci localmente a carattere temporalesco. Fatta eccezione per la Sicilia, con giornata con sole prevalente, salvo per qualche debole fenomeno che potrà interessare i settori settentrionali della regione. La ventilazione soffierà ancora sostenuta dai quadranti occidentali e le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con valori che si aggireranno ancora intorno ai 16-17 gradi nelle ore centrali. Nel corso della giornata di martedì situazione pressoché analoga, con alternanza tra sole e nubi e qualche possibile debole fenomeno sparso. La ventilazione ancora sostenuta, con mari ancora localmente anche agitati, e temperature massime che non subiranno particolari variazioni, valori sempre intorno ai 16-17 gradi. Per tutti i dettagli scaricate o aggiornate l'app gratuita di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Buongiorno Sicilia, con noi Don Salvatore Bucolo, che è direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Catania. Benvenuto. Vogliamo parlare di un fenomeno che si sta verificando probabilmente non soltanto dalle nostre parti, cioè un calo delle presenze a messa, soprattutto alla domenica. Il sociologo Dio Tallevi, in un libro che ha appena pubblicato da Rubettino, parla di partecipazione ai riti religiosi dal 93 al 19 e dice: la messa è sbiadita. Ecco, è vero questo, è sbiadita nel senso che non è più quel momento importante per le famiglie e per i devoti italiani. Sì, allora chiaramente penso è sotto gli occhi di tutti la scarsa partecipazione di fedeli, di gente che viene a messa, no? Quindi in fondo questo studio magari statistico che ci porta una certa oggettività ci conferma un poco quello che di fatto percepiamo, che c'è una scarsa partecipazione, solo che il fenomeno va letto sotto varie dimensioni, perché giustamente se viene visto come un aspetto prettamente religioso, cioè del fatto che un cristiano o una persona che professa una religione non partecipa a ciò che rappresenta la sua religione, che sarebbe quindi in questo caso la messa, è chiaro questo dato che è significativo. Ma il punto è proprio questo: il cristianesimo è soltanto una religione? Cioè noi purtroppo assimiliamo il cristianesimo a un fatto rituale di culto.
Cioè il fatto che tu sei un buon cristiano perché vai a messa, perché partecipi agli atti di culto, perché fai anche atti di devozione, ma raramente o non sempre si dà la lettura del cristiano che vive nella sua vita, che interagisce con gli altri. Certo, ho capito, però è pure vero che c'è un fenomeno di diminuzione di presenze. Per esempio, la domenica siamo passati dal 37,3 della popolazione adulta, che c'era qualche anno fa, nel 93, al 23,7, sono 10 punti in meno, un declino che probabilmente vede in prima linea i giovani e forse anche le donne. Allora, che è poi una sorpresa questa. Perché... Allora, io non vorrei essere catastrofico, nel senso mi sembra che sia stato abbastanza generoso. Dico, per la mia percezione, per la mia esperienza, vedo una partecipazione. Perché secondo me, ripeto, secondo la mia esperienza, perché io mi trovo attualmente a San Giovanni Galermo, è la mia 15ª parrocchia, sono stato anche diversi anni in Africa, e vedo una partecipazione molto minore, però ripeto, chiaramente la mia esperienza. Il fatto della presenza delle donne è anche vero. Allora, il punto di domanda è questo: siamo sicuri che tutto questo è negativo? Siamo sicuri che il fatto che c'è meno partecipazione di gente alla messa è un fatto negativo, o forse ci stiamo aprendo, e mi piace utilizzare una frase di Papa Francesco, siamo in un cambiamento epocale, non cambiamento di epoca, in cui si è cristiani non per tradizione, non perché sono italiano, non perché sono battezzato tipo anagrafe, ma sono cristiano per scelta. Quindi a mio giudizio, e qui anche Papa Benedetto negli anni 60 ha fatto anche una profezia, una lettera, era allora sacerdote. Quindi aveva parlato di questo? Aveva parlato dicendo che viviamo in un tempo in cui ci sarà un numero ridotto di cristiani, ma questo lo stiamo vedendo, ma cristiani per scelta, per consapevolezza, perché magari hanno fatto loro l'incontro col Signore, perché non è scontato che tutti coloro che vanno a messa hanno la consapevolezza della propria fede cristiana. Ma questo sicuramente è padre per gli adulti, ma se parliamo dei ragazzi mi permette di dire che ho qualche dubbio, perché se soltanto il 12% degli adolescenti e addirittura l'8% dei bambini, lasciamo stare i bambini che vanno in chiesa solo con i genitori, ok, non li consideriamo, ma gli adolescenti, quelli sono presi dai cellulari, dalle cose, non hanno il tempo di andare a messa, non ce l'hanno più. Allora, probabilmente i ragazzi, cioè coloro che hanno fatto il catechismo, perché attualmente allo stato attuale il catechismo si aggira dagli 8 ai 12-13 anni, probabilmente non hanno fatto un'esperienza realmente positiva del catechismo, perché voi mi insegnate che quando una cosa non piace, a maggior ragione il ragazzo, che è molto più schietto, molto più spontaneo, non va più in chiesa e non partecipa, quindi questa scarsa partecipazione è probabilmente dovuta anche a una incapacità di relazionarsi con le nuove generazioni. Tant'è questo vero... che sta dicendo, padre, scusi, troppo è molto importante, cioè lei sta dicendo che dipende dal catechismo fatto male. Lo traduco, esatto, ma questo anche lo dice anche l'arcivescovo Monsignor Luigi Renna, anche perché attualmente a livello diocesano come sacerdoti stiamo un po' verificando sulla situazione attuale del catechismo o del percorso di iniziazione cristiana, cioè ci accorgiamo un po' tutti, ed è giusto aprire gli occhi in modo maturo, in modo adulto, senza entrare in processi di colpevolizzazione, che di fatto la catechesi attuale non sta funzionando, e se non funziona probabilmente bisogna non solo fare un lavoro di diagnosi, ma anche un lavoro di terapia, cioè vedere... Una cosa sola, qual è l'elemento principale del catechismo che secondo lei e secondo coloro che la pensano come lei, una delle caratteristiche secondo me ancora vedo l'impianto prettamente scolastico. Ecco. Il fatto che... il libretto, quello legge... Il libretto, le domande, la presenza, l'obbligo, ecco una cosa che secondo me... scusate se lo dico studio devastante, è l'idea dell'obbligo, cioè io vado perché ci devo andare, vado perché finalmente potrò farmi la comunione e la cresima, così classico, mi tolgo il pensiero, tanto i genitori non fa allora così togli il pensiero, ma siamo sicuri che stiamo dando
alle nuove generazioni ciò di cui ha bisogno, perché il punto non è partecipare a messa, fare la cresima o ricevere un sacramento, il punto è dare a queste nuove generazioni un perno, che io chiamo Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, che gli può servire nella propria vita, nelle proprie scelte. Quindi non l'interrogazione, non le domandine imparate a memoria, eccetera, eccetera, ma che cosa? Anzi, io credo che noi dovremmo ai bambini, ma alle nuove generazioni, suscitare delle domande. Ecco. Cioè noi pensiamo il catechismo come dare risposte, ma io mi chiedo, ma chi di noi ha tutte le risposte nella sua vita? Cioè io che sono prete, ora faccio fra qualche giorno 25 anni di sacerdozio. Complimenti, non ho tante risposte, allora uno che vuole far crescere i giovani in modo adulto, devo suscitare le giuste domande per avviare la ricerca, perché poi io penso che la risposta è sempre personale. Io posso darti anche una risposta oggettiva, una risposta bellissima, ma non mi dice nulla. Ecco, prettamente il catechismo è dare risposte a domande che i ragazzi non si sono Mi neppure sembra poste. molto interessante quello che sta dicendo. Nel mondo come va? Perché io vedo qua come la stanchezza dove si avverte, nelle chiese protestanti o in quella cattolica di più? Allora, io credo che il fenomeno riguarda un po' tutti. Io diverse volte sono stato in Belgio, sono stato anche in Germania, perché seguo delle coppie che si trovano nella missione cattolica italiana, faccio dei percorsi di famiglie e mi accorgo che c'è una minore presenza anche da parte della Chiesa luterana. Cioè noi pensavamo che magari una chiesa riformata come luterana e altra, essendo più moderna, essendo più all'avanguardia, uso questo termine, magari improprio, magari loro riescono a interagire. E invece il problema, anzi ancora di più, perché manca una vera e propria identità. A volte si vede come questa Chiesa un po' si confonde con la cultura, mentre la Chiesa cattolica, non voglio fare qui, essendo prete cattolico, prete cattolica, in qualche modo mantiene la sua identità, la sua autonomia, e questo è molto importante. Basta pensare in questi giorni il Papa che dice qualcosa sull'Ucraina ne parla tutto il mondo, mentre la Chiesa luterana o protestante mai sentita. Su questo io ringrazio il cielo, perché la bellezza della Chiesa cattolica è una Chiesa unita in tutto il mondo, cioè tutti i vescovi che sono presenti nei 5 continenti sono chiaramente scelti dal Papa, quindi la comunione di tutta la Chiesa cattolica è molto importante, è una caratteristica propria. La parola cattolica, non so se lo sai, in greco significa universale. Una Chiesa presente in tutto il mondo, una Chiesa che sa interagire col mondo, che cerca di parlare col mondo, una Chiesa che cerca anche di dire, ad esempio l'Osservatore Romano, che è un quotidiano molto importante, certo. E in fondo l'Osservatore Romano qual è il suo compito? Quello di darci notizie che in genere gli altri giornali non danno. Faccio un esempio: noi attualmente giustamente parliamo della guerra in Ucraina e della guerra in Palestina, ma non sappiamo, se non così, che nel mondo ci sono tante altre guerre che magari hanno risonanza minore, magari a livello economico non ci interessa. Io che sono stato in Africa tante volte, sono stato in Tanzania e in Camerun, succedevano delle cose proprio pazzesche. Tipo una strage che hanno fatto in Camerun a bambini, perché c'era la crisi anglofona, c'era il contrasto fra i francesi e gli inglesi, in cui ne ha parlato soltanto l'Osservatore Romano. Questo perché noi siamo anche un po' provinciali, noi giornalisti italiani. Siamo provinciali, però anche sposiamo la cultura occidentale, e in ogni caso, è chiaro, a noi interessa far notizia di quegli eventi che a livello politico e economico hanno delle nostre risonanze. Ma se allora deve dare risposte più che chiedere, come dire, il catechismo, in Sicilia come va? Allora, in Sicilia, ripeto, stiamo lavorando per riformare questa catechesi, tant'è vero che proprio nel mese di gennaio il Vescovo ha pensato opportuno dedicare 4 giorni, in 2 turni, i sacerdoti, in cui andavamo a Lingua Glossa e stavamo lì a meditare, a confrontarci con chi è responsabile nazionale della catechesi su come interagire con i bambini. Quindi c'è questa riflessione. In ogni caso, una cosa bella che c'è un avviamento di un nuovo processo, questo è importante. Sicuramente ancora ce n'è da fare strada, ma già la consapevolezza, già dirsi non può andare, già il fatto di mettersi in ascolto di una novità,
secondo me è molto importante. Questo che è Monsignor Renna che Monsignor Renna, non sì, avevo sì, dubbi. sì, Benissimo, esatto. allora buon lavoro su questo perché è molto importante, ne abbiamo, come dire, consapevolezza. Grazie per le sue parole che sono state sincere come sempre, ma anche ci hanno aperto un mondo che, come dire, deve adeguarsi alle realtà nuove. Grazie a Don Salvatore Bucolo. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi parleremo di altri argomenti. La stanza rosa per le violenze delle donne, purtroppo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, vogliamo parlare di una bellissima iniziativa presa dalla Questura di Catania dall'8 marzo. Ne parliamo con il dottor Salvatore Montemagno, che è dirigente della divisione anticrimine della Polizia. Dottore, che avete inaugurato la Stanza Rosa, che cos'è? Sì, buongiorno. La Stanza Rosa, inaugurata appunto in occasione della Giornata Internazionale della Donna lo scorso 8 marzo, è una stanza che è stata realizzata all'interno dei locali della Questura di Catania. È un'iniziativa fortemente voluta dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai che chiude, diciamo, il cerchio in una serie di iniziative che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in generale e la Questura di Catania in particolare ha adottato per contrastare in via preventiva e anche repressiva il fenomeno della violenza di genere. È una stanza che presenta delle caratteristiche dal punto di vista di arredamento che è stato, diciamo... l'abbiamo visto in parte mentre lei ci faceva cenno, sì. È stato un arredamento che è stato gentilmente fornito dal negozio IKEA di Catania, molto sensibile a queste iniziative e che permette di realizzare un ambiente protetto, tutelato, in cui le vittime di questi efferati reati possono essere sentite, escusse dagli operatori di polizia, dai magistrati, con l'ausilio naturalmente anche di operatori di supporto psicologico, in un momento in cui sono chiamate a ripercorrere quei fatti, diciamo, gravi di cui sono state vittime. Allora, scusi se le faccio questa domanda un po' fastidiosa, mi rendo conto. Quindi praticamente entrano lì le donne prima ancora che abbiano fatto denuncia o hanno già sporto denuncia nei confronti di chi le ha usato violenza nei loro confronti? No, lì entrano anche per fare denuncia o per essere sentite successivamente. In realtà si tratta di una location che verrà utilizzata non soltanto per sentire le donne, ma per sentire le vittime vulnerabili di reati appunto di violenza di genere. Parliamo anche di minorenni, di uomini, donne che sono stati coinvolte in queste vicende. Essenzialmente è un luogo in cui si cerca di evitare anche la cosiddetta vittimizzazione secondaria, perché far sporgere denuncia ad una donna in una stanza che è aperta al transito anche non solo del pubblico ma anche di altri operatori di polizia e anche sentire degli sguardi che magari involontariamente ti colpiscono. Quindi frena un po'. Ti frena un po' e che comunque ti rende quasi oggetto di una curiosità legittima da parte di chi magari si trova all'interno di un ufficio. È per questo che avete studiato anche l'ambiente che abbiamo visto poco fa, naturalmente con gli esperti che si occupano di questo, ma anche perché la donna si senta protetta lì dentro. Sì, là dentro la donna, ripeto, la vittima deve sentirsi in uno stato, in una sorta di bolla in cui è a contatto soltanto con chi deve occuparsi della sua vicenda. Tra l'altro all'arredamento di questa stanza hanno contribuito anche gli studenti di un liceo artistico Emilio Greco, che hanno donato le loro opere d'arte per dare opere d'arte che sono in tema, ma nello stesso tempo per dare la possibilità di dare un tocco di colore a delle stanze che inevitabilmente comunque sono fredde. Sono dolorose, certo. Perché possono entrarci i bambini anche con
Assolutamente sì, è previsto che in questa stanza vengono anche sentiti, in presenza appunto di operatori di supporto, agenti, ma anche psicologi eccetera, che sono previsti appunto dalla normativa di riferimento, che sono necessari per l'escursione di dei minorenni, e appunto per questo si cercherà ancor più di abbellire questa, per quanto è possibile, abbellire una stanza in cui si raccontano questi fatti, per cercare di rendere più diciamo, familiare qualcosa che invece familiare. Ma avete avuto già qualche riscontro? Siamo pochissimi giorni. Ancora non è stata utilizzata, naturalmente prima si utilizzavano altre stanze di altri uffici che abbiamo cercato sempre in qualche modo di adeguare, ma queste riservati, diciamo. Sì, assolutamente sì, ma non era presente in questura a Catania una stanza appunto dedicata, e questo è stato diciamo il momento opportuno, fortemente appunto voluto. Ma si fa anche altrove, non solo qua? In tutta Italia è prevista l'esistenza di stanze dedicate. Sì. A quel punto da lì esce fuori una denuncia o all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia? Da lì esce fuori una denuncia che verrà trasmessa all'autorità giudiziaria, molto spesso, anzi quasi sempre, nel caso in cui si tratti di reati particolarmente diciamo, gravi, c'è la partecipazione diretta del sostituto procuratore che viene a sentire nella vittima, collaborato dall'operatore di polizia e, ripeto, da personale specializzato, e poi da lì quindi l'iter o giudiziario, ovvero di prevenzione, perché la stanza verrà utilizzata anche eventualmente per richieste di ammonimenti che sono provvedimenti amministrativi di competenza del questore. Molto importante, entrano con le donne e i loro figli eventualmente soltanto le persone che poi direttamente si occuperanno di quella vicenda, di quel caso, di quell'inchiesta. Assolutamente, così come è necessaria anche la presenza, è fondamentale la presenza in tutto questo iter delle associazioni di volontariato, cito Tamaia che è quella che con noi collabora principalmente, che sono quelle associazioni che poi si occupano materialmente di accompagnare queste vittime, soprattutto per quanto concerne le violenze, ma anche per quanto riguarda i minori, anche nella collocazione di queste donne che hanno denunciato all'interno di strutture protette esistenti in provincia. Ecco, ma chi non è al corrente di questa iniziativa come può essere indirizzata alla stanza rosa? Allora, l'iniziativa appunto è stata pubblicizzata in tutti gli organi di stampa, ma comunque da parte nostra, da parte Polizia di Stato, da anni ormai in corso una campagna permanente nel contrasto alla violenza di genere, che è la cosiddetta campagna Questo non è amore, che di anno in anno viene diciamo, rinnovata e che vede la Polizia di Stato impegnata nelle piazze e nelle scuole proprio per cercare di divulgare anche tramite dei dépliant che vengono offerti appunto a chi si avvicina, anche a chi non si avvicina, siamo noi che ci avviciniamo, in cui vengono appunto esposte tutto ciò che una donna, una persona vittima di violenza di genere può fare, dalla denuncia alla richiesta d'ammonimento a quelli che sono le ultime innovazioni, gli ultimi strumenti introdotti appunto nello scorso dicembre da una normativa appunto avente a oggetto il contrasto alla violenza di genere, e quindi anche le iniziative per poter accedere a dei fondi, poter accedere appunto ad essere collocati in strutture protette con l'ausilio appunto di queste associazioni di volontariato. L'ultima domanda, dottore, è questa. Allora, leggo che le segnalazioni per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori l'anno scorso sono state 1034, che non sono poche. Questo significa che aumentano le denunce o aumentano gli atti persecutori, le vessazioni, le violenze? Entrambe le cose. Aumentano sia i reati, ma aumentano anche le denunce. Questo da parte nostra, diciamo, ahimè, è un momento positivo, nel senso che c'è una maggiore fiducia nel denunciare questi fatti, perché comunque la gente si rende conto che ha delle risposte, perché deve avere delle risposte, perché è un nostro dovere dare delle risposte a delle vittime che si rivolgono a noi in queste condizioni, perché rivolgersi e denunciare dei fatti significa molto spesso abbandonare la casa o comunque avere un trauma molto forte oltre a quello già subito. Il fenomeno appunto è una costante, perché 2022-2023 i numeri sono stati questi, e anche da diciamo, sottolineare come c'è stata una risposta da parte
parlo della questura di Catania per quanto riguarda la provincia di Catania, che soltanto nello scorso anno ha emesso, il questore di Catania ha emesso circa 400 ammonimenti, sia richiesti dalla vittima come atti persecutori, sia emessi di iniziativa soltanto a seguito di fatti di violenza domestica avvenuti all'interno della Sono sempre della efficaci famiglia. poi questi ammonimenti? Gli ammonimenti sono sempre efficaci, ci sono dei casi in cui ahimè succedono fatti ultroni rispetto a quelli già denunciati, però nella maggior parte dei casi ammonire una persona, richiamarla, parlare con il cosiddetto maltrattante, avviarlo ad un percorso di recupero, nella maggior parte dei casi, direi quasi il 90% dei casi, funziona. Beh, questo è molto positivo che ce lo dica lei, dottore. L'ultima cosa ancora, una volta finito il primo colloquio, che sicuramente sarà il più doloroso, il più difficile, ma grazie al vostro personale sarà anche reso agevole in qualche modo, poi cosa succede alla donna che magari viene lì nella stanza rosa? Allora, dipende dalla tipologia dei fatti denunciati. Se sono fatti appunto di fatti reato particolarmente gravi, a seguito della denuncia si intraprende un procedimento appunto penale che seguirà il suo corso, che nella maggior parte dei casi viene non concluso, ma prevede una misura cautelare nei confronti della persona violenta. Per quanto concerne invece il discorso se la donna, in questo caso parliamo di donna, di vittima di violenza, di maltrattamenti piuttosto che di atti persecutori, decide di non denunciare, di non querelare, di non procedere in via giudiziaria, con la richiesta di ammonimento la persona, l'autore delle violenze verrà chiamato, gli verrà notificato un provvedimento di ammonimento e di conseguenza naturalmente si parla di persone che non vivono più sotto lo stesso tetto, e di conseguenza quindi questo è il seguito. Protezione totale. C'è anche nel caso in cui dovessero essere violate le disposizioni, le direttive previste nell'ammonimento, è previsto l'arresto in flagranza, o nel caso in cui ci dovessero essere più violazioni, la normativa prevede una misura di prevenzione speciale, della sorveglianza speciale, che era un provvedimento adottato inizialmente contro i mafiosi e adesso viene adottato anche contro i violenti. Molto molto interessante, molto importante. Grazie al dottor Salvatore Montemagno, che dirige la divisione anticrimine della questura di Catania, la stanza rosa per le vittime di violenza. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso facciamo una breve pausa, poi ci occuperemo di altro. A Palermo è stato impiantato il pacemaker più piccolo del mondo. State con noi, buongiorno Sicilia. A Palermo è stato impiantato il pacemaker più piccolo al mondo. È stato impiantato su 2 pazienti, un uomo e una donna. Tra l'altro la stessa azienda ospedaliera universitaria, e l'intervento è stato eseguito dal nostro ospite. Ce l'abbiamo in collegamento, è il professor Giuseppe Coppola, con la collaborazione di tutta l'equipe di aritmologia e cardiologia intensiva dell'azienda universitaria ospedaliera di Palermo. Professore, grazie e complimenti naturalmente. Di che cosa si tratta? Che tipo di intervento è? Perché è così speciale? Grazie dottore, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, è una tecnologia molto particolare perché permette di provvedere ai disturbi di rallentamento del battito cardiaco impiantando un pacemaker che è senza cateteri. C'è una precisazione da fare. Questa tecnologia, ovvero quella dei pacemaker senza cateteri, era già disponibile da anni sia nel nostro ospedale che in tanti altri ospedali italiani. La particolarità di questo intervento, ecco, come potete vedere dalle immagini, è che è stato il primo della nuova generazione, ovvero questo pacemakerino che ha le dimensioni di una compressa di paracetamolo che tutti avrete visto nella vostra vita, ha le stesse caratteristiche tecniche della prima generazione, ma una longevità notevolmente aumentata, avendo una batteria che adesso può raggiungere anche 18-20 anni di durata. Questa è stata la particolarità di questo primo impianto della seconda generazione, che comunque adesso è fruibile in tutti gli ospedali italiani dove la tecnologia sia disponibile. Ma complimenti, è vero, siamo impressionati e naturalmente coinvolti, perché è bellissimo vedere questo. Ma poi alla fine, dottore, ci scusi la domanda terra, ma a che servono i pacemaker? Perché sì, sono necessari?
ma perché vede, può capitare che il nostro cuore, che sostanzialmente oltre a essere un muscolo è anche una centralina elettrica, possa per diversi motivi, tra virgolette, impazzire, quindi la famosa battuta del cuore matto torna sempre in auge. Quindi questo battito cardiaco può in alcuni soggetti rallentare estremamente, rendendo quindi probabile l'insorgenza di sintomi che possono variare dalla stanchezza alla fatica fino anche allo svenimento. Ecco, in questi casi ci vuole qualcosa che coordini o ripristini la regolare frequenza cardiaca, e in questi casi si deve obbligatoriamente ricorrere ad un pacemaker che svolge per l'appunto questa funzione. Ecco, La particolarità inoltre di questo piccolo dispositivo è che l'atto di impianto non è un atto chirurgico, perché a differenza del pacemaker tradizionale non si deve fare nessuna incisione nel petto e creare alcuna tasca, ma si inietta in anestesia locale attraverso la vena di una gamba. Fantastico, dottore. E sono eterni? Beh, adesso con una batteria che oscilla tra i 16 e i 20 anni, augurando sempre a tutti lunga vita naturalmente, è facile immaginare che in una determinata fascia d'età un pacemaker di questa durata possa essere anche l'unico che venga ricevuto dal paziente, evitandolo così di esporre a quelle che erano le sostituzioni del pacemaker, perché quelli, diciamo, con il sistema tradizionale generale hanno una longevità adeguata naturalmente, ma che non può raggiungere i 20 anni. Professore, mi scusi, devo fare la domanda che insomma uno della strada si pone, ma sono sicuri poi? Sono estremamente sicuri, perché ormai abbiamo 10 anni di attività scientifica che dimostrano la loro efficacia e la loro sicurezza, sono dati provenienti ovviamente su scala mondiale, quindi sono molto affidabili, sono entrati ormai in pianta stabile nelle linee guida internazionali che regolano tutte queste indicazioni di impianto, e sono dei dispositivi che ci permettono di risolvere molti problemi. Dobbiamo semplicemente chiarire per il pubblico che ci ascolta che non è una tecnologia che si mette in competizione col sistema tradizionale o che la voglia escludere, ma che permette la possibilità di ricevere un pacemaker a tutti quei soggetti che per problematiche differenti non possono ricevere un sistema tradizionale. Quindi le due strategie attualmente sono tra loro complementari e non si escludono a vicenda. Ma non comporta nessun tipo di complicanza, come dite voi, complicazioni, insomma, di complicanze? Ma guardi, dottor Cucuzza, come lei ben sa, non esiste procedura in medicina che non abbia complicanze, ma queste sono attualmente conosciute e in percentuali molto ridotte. Semmai le potrei parlare dei vantaggi, perché il fatto di non subire un atto chirurgico favorisce una situazione che le posso così semplificare brevemente. Ipotizzando che oggi il paziente riceva un pacemaker di questo tipo, avendo come atto d'accesso solo un'introduzione nella vena femorale in anestesia locale, quindi il paziente è sveglio durante l'intervento, la sera è già in piedi e l'indomani può essere dimesso. Quindi da questo punto di vista determina anche... Sì. Fantastico. Determina un accorciamento dei tempi di degenza e una riduzione delle infezioni. Veramente fantastico. Professore, noi ci complimentiamo con lei, professor Coppola, con tutta la struttura dell'equipe di aritmologia e cardiologia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria di Palermo. E davvero abbiamo imparato molte cose e soprattutto abbiamo capito che si possono aiutare sempre di più le persone che soffrono di questi disturbi. Grazie professor Coppola e complimenti Ringrazio ancora. voi per l'ospitalità. E buon lavoro. Grazie buon lavoro. Professore. E adesso è il momento del nostro almanacco. L'11 marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea. Un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno subito una perdita irreparabile e ingiusta. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004. L'attentato, che colpì 4 treni della metropolitana durante l'ora di punta, causò la morte di 191 persone, tra le quali una donna incinta
e il ferimento di 2057 persone. Fu il più grave attentato terroristico nella storia dell'Europa occidentale. Sbadigliare e stiracchiarsi sono due azioni che spesso facciamo insieme, soprattutto quando siamo stanchi o annoiati. Ma perché lo facciamo? Beh, gli scienziati non sono sicuri al 100%, ma la spiegazione più probabile è che stiracchiandoci facciamo entrare più aria nei polmoni, quindi miglioriamo la circolazione del corpo. Questo ci aiuta a svegliarci e a rilassarci, soprattutto se siamo stati fermi per molto tempo. Oggi parliamo di un modo di dire molto comune e simpatico: cadere a fagiolo. Indica qualcosa che arriva o succede al momento giusto, proprio quando serve. Ma perché proprio il fagiolo? Qual è il legame tra questo legume e l'opportunità? Beh, ci sono diverse ipotesi. Una delle più antiche risale al XV secolo, quando i fagioli erano molto apprezzati dai fiorentini, tanto che si diceva che per loro tutto era a fagiolo, cioè buono e gradito. Un'altra spiegazione fa riferimento all'uso dei fagioli per votare nelle assemblee pubbliche, come le fave bianche e nere nell'antica Roma. Beh, in questo caso, cadere a fagiolo significava essere scelti o approvati, punto della maggioranza. Infine, un'altra categoria collega l'espressione al mondo contadino, dove i fagioli venivano raccolti quando erano molto maturi e si staccavano facilmente dalla pianta. Così, cadere a fagiolo indicava qualcosa di facile e senza sforzo. Cose impariamo, ragazzi, è vero o no? Mamma mia! E altre ne impareremo fra un attimo, quando ci collegheremo con il nostro Marco Amato e le sue meravigliose tazzine di caffè. Guardate questa, col pesciolino. Buongiorno. Senti, è un'allusione al segno zodiacale dei pesci? Assolutamente sì, perché oggi c'è un evento molto importante. La bella Venere entra in pesci e quindi va in esaltazione, ovvero il punto dello zodiaco in cui Venere si esprime al meglio e di più. Ma ve ne parlo tra un po'. Va bene, come vuoi. Buon caffè intanto, ti invidio. Grazie. Vabbè. Allora, iniziamo la settimana con una curiosità. Mi sono molto intrigato di un altro programma che amo moltissimo, che è Pechino Express. Interessantissimo programma perché vede coppie di concorrenti in viaggio che attraversano 1000 peripezie con uno scopo ben preciso. Quest'anno Pechino Express ha la rotta del dragone, ovvero si rivolge ai paesi prettamente asiatici e parte dal Vietnam. Interessantissima la conduzione di Costantino della Gherardesca, Acquario, sorprendente e sempre poliedrico e peraltro volto ad osservare queste coppie di concorrenti che vivranno più di una peripezia in questo viaggio. Ecco, vedete come nella didascalia abbiamo Nancy Brigli, Maddalena Cornovaglia, tutto un cast assolutamente molto gradevole e interessante, in cui le coppie sono le amiche, le italo-brasiliane, sono i frat e tutta una serie di altre coppiate decisamente interessanti. Ma l'astrologo cosa vuole arrischiare in questo senso? Prova a fare un pronostico interessante. Beh, vedete, sicuramente per tutto questo che accadrà e per il periodo zodiacale che è, do per vincenti i segni zodiacali del Capricorno e della Vergine. Quindi Maddalena Cornovaglia e la sua compagna di viaggio, che appunto sono la coppia delle amiche, sono rispettivamente Capricorno e Vergine. Quindi resistenza e costanza saranno le armi con cui riusciranno, proprio dai loro segni zodiacali, a vincere questa prova interessantissima. In bocca al lupo a tutto il cast
cast per questo programma simpaticissimo e adesso immergiamoci con Venere in Pesci in un mare di emozioni. Cosa significa Venere in Pesci? Venere pianeta dell'amore, interrogato da noi astrologi, chiaramente per capire quando attitudinalmente un segno zodiacale e un altro sono più propensi al legame. Ci terrei a dire che Venere non è propriamente pianeta dell'amore, è pianeta dei legami, quindi ecco, un po' smitizziamo l'enorme potere venusiano, anche se quando è in Pesci è sicuramente un pianeta che parla di spirito di sacrificio, sicuramente, e di un amore che è più di una natura oblativa. Nell'ultimo segno dello zodiaco Venere si esalta, Venere e Nettuno chiudono lo zodiaco, l'amore e lo spirito sono quello che lo zodiaco ci suggerisce che c'è dopo qualunque tipo di realtà. Quindi mi sembra un augurio bellissimo, ma in soldoni per i segni zodiacali cosa significa? Chiaramente che Pesci, Cancro e Scorpione, i segni d'acqua, sono i più avvantaggiati da questa bella Venere, quindi più fascinosi del solito, più amorevoli del solito e più fortunati in amore sicuramente, ma va benissimo anche alla compatibilità di terra con il Capricorno antecedente, ma anche il Toro. Chiaramente il segno zodiacale che più di tutte ha Venere contro è il segno della Vergine, perché ce l'ha in opposizione, se i pianeti sono in Pesci, e in Pesci per adesso ci sono Saturno, Sole, Mercurio, Nettuno. Insomma, non posso dire alla Vergine che saranno meraviglie per adesso, un po' di pazienza, quando sarà primavera cambierà il cielo zodiacale. Ora, anche i segni di fuoco, per quanto Venere possa essere in un segno d'acqua e quindi non compatibile, ma questo tipo di venusianità sicuramente aiuta il Leone, perché non è più in opposizione, non è più in Acquario, quindi spostandosi in Pesci torna una certa armonia, anche una certa fortuna nel quotidiano per il Leone. Gli Ariete invece se la trovano in 12ª casa ideale, quindi una voglia d'amore che arriva proprio inconsciamente. Gli Ariete si sciolgono. Il Sagittario è quello messo un po' più problematicamente, proprio perché il Sagittario deve imparare a non investire in direzioni affettive improduttive. Cosa fanno i segni d'aria? Beh, i Gemelli ce l'hanno in quadratura come tutti gli altri pianeti in Pesci, quindi Gemelli e Vergine per adesso non sono messi bene, ma i Gemelli ricordo che dalla primavera in poi, in particolare da maggio, sarà il loro anno zodiacale, quindi forza, arriviamo alla primavera con certa serenità. Bilancia, Venere è il pianeta che regge la bilancia, quando va in esaltazione chiaramente le bilance sono anche più disponibili al legame e sono anche più belle, più raffinati che mai. Il segno zodiacale della bilancia, l'astrologo ha un debole per questo segno zodiacale. Andiamo per ultimo all'Acquario. È il tuo, perché Marco, Acquario come? il segno della bilancia è il tuo? No, io sono Acquario, okay. ma la bilancia è un segno con cui vado particolarmente d'accordo perché amo molto filosofeggiare con la bilancia, la quasi totalità delle mie amiche sono bilancia. Amo molto quel segno. Gli piace filosofeggiare a Michele questo termine. Sì, con le bilance. Dai pure. Filosofeggiare perché appunto mi piacciono molto i congegni mentali e decisamente le mie amiche sono bellissime, capacissime e anche molto logorroiche. Però, buono a sapersi. Sono un buon ascoltatore, sicuramente. Chi è rimasto? Pochi. Acquario, c'est moi. Allora, cosa succede agli Acquario? Venere se ne va, ma gli Acquario che non amano mai i passaggi né di Luna né di Venere, perché gli Acquario sono così, vivono nei loro intermundia, non c'è bisogno di Venere, l'amore è sopravvalutato. Cari Acquario, siete salvi, Venere se n'è andata, però non è finita perché diventa oggettiva, è nel segno successivo, quindi nella vostra seconda casa ideale, la casa dell'oggettività. Quindi parte una storia e qualcuno forse vi avrà messo il sale sulla coda. In bocca al lupo, cari Acquario. In bocca al lupo, assolutamente. Grazie naturalmente a Marco Amato, buon caffè, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e buon inizio settimana. Grazie. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani. Andiamo a vedere la notte degli Oscar, Michele. Ah, brava. Non l'abbiamo vista sulle prime pagine perché c'è stata molta delusione per l'Italia. Ci abbiamo sperato, ma alla fine non ha vinto il
film di Garrone, infatti vediamo, qua siamo su, ti dico subito, la pagina degli spettacoli del Corriere della Sera, l'Italia delusa agli Oscar, il film sui migranti sconfitto dalla zona di interesse, lungo duello tra Oppenheimer e povere creature invece. E poi questo caso di Ceccherini shock, perché io non ero a conoscenza, non so se lo sapevi. Manco io, figurati. Lui è sceneggiatore del film Io Capitano, cioè stiamo parlando di Massimo Ceccherini. Uno dei più bei film che c'erano in concorso quest'anno. Esatto, e lui era ospite ieri ad una trasmissione televisiva, ha detto tanto non vinciamo, vincono gli ebrei. Ecco, questa frase Solito antisemitismo un tanto al chilo, detto tanto per dire. Esatto, poi vediamo anche le parole di Garrone, chiaramente delusissimo, sempre sul Corriere, il viaggio continua, porteremo il film in Senegal. E poi ancora vediamo da Repubblica, ecco qua, ti faccio vedere anche qui. L'Oscar, ecco, vinceranno gli ebrei, bufera su Ceccherini, sceneggiatore di Io Capitano. Se la poteva risparmiare questa, comunque. Vabbè, in ogni caso sono 7 gli Oscar a Oppenheimer e 4 a povere creature. Questo è un po'. Sì, ha vinto anche lei, Emma Stone, protagonista, appunto, sì. Bellissima. Emma Stone è miglior attrice, bravissima, straordinaria, mentre invece il miglior film è quello lì di quello che abita accanto al campo di sterminio dei nazisti. Quello è un film veramente terribile e quello ha vinto l'Oscar come miglior film. Adesso non mi viene il titolo. Ha vinto anche Ryan Gosling, che bravissimo. Ha interpretato Ken nel film Barbie, appunto un'interpretazione che gli è valsa questa candidatura, poi è riuscito a vincere. Tra l'altro lui ha anche cantato, lo vediamo in questa foto vestito tutto di rosa in tema Barbie. sì. E ha cantato I'm Just Ken, la canzone appunto tratta Sono dal solo film. Ken. E poi ecco la statuetta Robert Downey Jr., questa è stata la prima statuetta. Lui è un attore comunque che ha avuto anche molti problemi, una vita molto privata, molto travagliata, droga, alcol e via dicendo, e diciamo che questo è stato un po' un riconoscimento a una carriera anche importante, anche una rinascita per quest'attore. Bene, benissimo, il resto lo saprete nel corso della giornata dai telegiornali. Noi facciamo un salto nel tempo, 11 marzo del 1818, niente meno, quando viene pubblicato il romanzo Frankenstein, scritto da Mary Shelley. Il libro, uscito in forma anonima, è considerato il capostipite della letteratura fantastica e horror. Guardate che paura quello là, mamma mia. Passiamo adesso alla politica internazionale. L'11 marzo del 1949 il Consiglio dei Ministri approvava l'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico, l'alleanza militare tra i paesi occidentali per contrastare la minaccia sovietica. E ancora, sempre in tema di rapporti tra Est e Ovest, l'11 marzo del 1985 segnò l'inizio di una nuova era per l'Unione Sovietica. In quel giorno, infatti, Mikhail Gorbaciov diventava segretario generale del Partito Comunista, quindi il massimo leader del paese. Bei tempi quelli. L'11 marzo è stata anche una data tristemente legata al terrorismo. Nel 2004 ricorderete una serie di attentati che ha sconvolto Madrid, 4 treni della metro vengono fatti esplodere durante l'ora di punta mattutina, la rivendicazione di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, per il coinvolgimento della Spagna. Anche la Spagna faceva parte della guerra in Iraq. Bin Laden poi è stato ucciso dalle squadre speciali americane. E infine un anniversario che ci riguarda da vicino. L'11 marzo di 4 anni fa l'OMS dichiarò che il Covid era una pandemia. Da allora il mondo ha dovuto affrontare una crisi sanitaria senza precedenti. Vi salutiamo adesso e vi lasciamo con la canzone del giorno, che è Marzo di Giorgia. Guardate che bella foto che ritrae Giorgia, chissà dove sarà, forse sul Vesuvio, chissà. Ma il brano è una delle più notevoli opere della sua carriera. La canzone è stata scritta dalla stessa Giorgia per ricordare Alex Baroni, che era il suo ex compagno, che è morto tragicamente purtroppo nel 2002 in seguito a un incidente stradale avvenuto nel mese di marzo, da cui il titolo Marzo, perché marzo era il mese dell'incidente che ha visto la perdita della vita di Alex Baroni. Buon ascolto, alla prossima, che è domani, marzo.